Oggi ci troviamo in uno dei miei posti preferiti, l'Alta Badia. Parcheggiamo la macchina al ristorante Sarè e dopo una buona colazione prendiamo il sentiero 11 che ci porterà a Malga Gran Fanes. Dopo circa 20 minuti arriviamo a Capanna Alpina, da qui continuiamo seguendo il segnavia numero 11. Dopo una bella salita troviamo una terrazza panoramica dalla quale possiamo ammirare il gruppo del Sella. Il sentiero da qui è molto piacevole, con dei leggeri saliscendi. Arriviamo quindi a Malga Gran Fanes, dove pranziamo accompagnati dalla solita birra da mezzo. Abbiocco pomeridiano e si riprende il cammino. Torniamo indietro di un centinaio di metri e riprendiamo il sentiero 17 per il bivacco della pace. Alla fine del sentiero ci troviamo a dover affrontare un bel tratto sulla ghiaia, ma poi... Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati finalmente al bivacco della pace. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ok ragazzi, prima di ritornare giù a Sarè vi faccio vedere il bivacco. Tavola, posti letto e un sacco di coperte, poi c'è anche spazio per terra eventualmente. Sopra c'è una botola e anche sopra ci sta parecchia gente, però fa parecchio freddo sopra. Infine classica mensola con le cose da mangiare. Eccoci qui ragazzi, appena fatta colazione a Malga Gran Fanes. È stata veramente una bella sorpresa il bivacco della pace. Me l'aspettavo carino ma non così bello, perché i posti sono stati veramente, soprattutto al tramonto e all'alba, mozzafiato. Detto questo, è arrivato anche la fine di questo 11° bivacco e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!